Buongiorno, 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 buongiorno principessa, buongiorno, 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 Tristezza, buongiorno, tristezza. la mia malinconia. Che canzone è questa, mamma? La strada la sai, c'è Che canzone è questa? tristezza. Buongiorno tristezza, sei triste? Buongiorno tristezza, amico della mia malinconia, un giorno lo sai, andrà tutto bene in compagnia. Rendito, c'è questa canzone. C'è bella sta canzone, è la cantè però. Che te sta a sentire, mami? Ti sta a sentire? Buongiorno, buongiorno, siamo in diretta. Veramente. Non ci crede, mamma, non ci crede, non ci crede. E allora, buongiorno, buongiorno amici, come va? Tutto ok? Tutto ok? Mamma, ma c'è brutta festa, sta maffè, buongiorno, tezze. Pronto? Dimmi. Sì, lo so. Vullo. Zullo. No. No, sì, no. Perché c'è solo che è successo? Giulio, mostra fa dritto, stiamo in diretta, ci sentiamo dopo, ti chiamo io, fammi chiamare dopo, ciao. Mamma mia, visto, in diretta, tutti buongiorno. E niente, stamattina stavo facendo un revival di tutto quello che, infatti ho messo su Barletta Vesta, non so se vedete, abbiamo messo un bellissimo ricordo del torneo della salsiccia di 13-14 anni fa, bellissimo. Poi metterò altri ricordi, perché purtroppo qua si parla solo di ricordi, purtroppo. E ascoltavo anche questa musica che ora vi faccio ascoltare insieme e vediamo se vi ricordate anche voi. Non la metterò tutta perché c'è il problema del copyright, vedete? E questa? Sentiamo. Sì. Buongiorno. Eccoli. Ciao Nicola, ciao Giuseppe, ciao Dima. Qui diventiamo pazzi, dobbiamo ridere, sorridere, anche se c'è da piangere, molto da piangere. Ricordatevi, un revival di tutte le canzoni vecchie. Eh sì, è con l'allegria. Giuseppe, può darsi che può essere infettato da Skull. Non è che dobbiamo pensare ogni ambulante c'è il coronavirus, per favore. Andiamo via. L'estate ce la facciamo qua. Tutti al mare, belle queste canzoni.
sei il costume che sono troppo petri, tu sei. Lo so che non vi sto facendo ascoltare niente, però il problema è che abbiamo il copyright, li bloccano. Grazie. Ciao Luigi. Oh, Agostino Coriolano, mitico Agostino, mitico amico mio, mitico collega. Ragazzi, Agostino c'ha la pagina l'Italia che va, che sta spaccando. Grande Agostino. Lo so, Giuseppe, lo so. Oh manameo, tu sei un memeo. Belle canzoni. Imagine yourself not feeling any pain, not feeling any suffering, but feeling good and feeling free in your mind. Imagine yourself E allora, ma perché ci ha portato Michele? Di Bari! E sono bei ricordi, bei ricordi. Va bene, dai, andiamo avanti. Buongiorno amici di Barletta Vest, ben ritrovati, ciao Lello Pinto, buongiorno. Ragazzi, è stato veramente un revival di musica che io, gli anni nostri, gli anni di anche vostri sicuramente, ci siamo divertiti. Purtroppo ora dobbiamo vivere di ricordi, purtroppo stando in casa dobbiamo alleggerire questa tensione che ci attanaglia proprio questa tensione di stare sempre sul filo del rasoio. È molto brutto questo problema. E sinceramente non so il motivo perché non dobbiamo sdrammatizzare, cioè, perché ragazzi, diciamolo com'è, il problema sta. Capisco, dopo un mese, sono quasi 35 giorni che stiamo rinchiusi in casa, meno male si esce solo per fare la spesa, per far sì che le cose necessarie, però il problema sta. Qua la cosa secondo me è anche lunga da sopportare, perché la cosa è certa, ragazzi, qui non ci stiamo rendendo conto, anzi non si stanno rendendo conto quella gente che esce sempre anche pur di farsi la passeggiata, ma non si rendono conto
che il problema è grossissimo, ma è grosso, grosso, grosso. Cioè, questa è una guerra che noi non la vorremmo mai neanche commentarla, perché è un nemico invisibile. Purtroppo è un nemico invisibile, perché se noi vediamo le TV, si parla sempre di questa cosa, si parla sempre di questa cosa, e un po' di sollievo ci vuole, come dice Lello Pinto, anche nel sdrammatizzare. Lo so che è difficile anche per me, non pensate che io faccio lo stupido anche per me, se ci penso un po', vedete, parlando di queste cose mi scende già la malinconia. Però c'è da dire che purtroppo queste cose le abbiamo avute e le dobbiamo vivere con la speranza che finisca presto questo maledetto virus, che io spero tanto che trovano questo benedetto vaccino, perché solo il vaccino ci può salvare. Perché qua i politici stanno facendo il possibile per mantenere la calma, ma la calma è difficile mantenerla dopo un mese stando a casa, e arrivano bollette, e arrivano problemi sopra problemi, fitti di casa, mutui da pagare. Io capisco, quando ci pensiamo un po', vedete, scende subito la malinconia. Questa è la cosa. Ecco perché io oggi ho voluto iniziare con questa musica, per scherzare un po', per sdrammatizzare la vita, perché la vita la devi fare il solletico, così ci ride pure lei. Purtroppo è così. Noi siamo fatti così e ci dobbiamo divertire. Allora, ecco qua. Sto vedendo. Dicevo meno camarrino, perché a terra non sono. Come ha detto a me? Non dico meno camarrino, ma perché a terra non sono. Hai seduto a me? Bah, questa è un'altra cosa bella. E allora, amici di Barletta e Aveasta, eccoli qua. Dove sei? E allora vediamo che musica è. Io vado proprio a dobbiamo farcela, come dice Michele Cassatella. Ciao Michele. Domenico Fiocassi, spettacolare tua madre. Saluti da Bologna. Beh ragazzi, che si mangia oggi? Allora, deve passare forza e coraggio, come dice Cosimo. Beh, ragazzi, io proporrei più un scritto da voi. Secondo voi se è giusto, secondo voi, questa è una cosa mia, dico, se è giusto continuare a avere fiducia in questo momento, o avete perso la fiducia? Questo voglio dire. Avete fiducia o non avete fiducia? Questo è il mio quesito, la mia domanda che faccio a voi. Qua dice il broccoli, quindi qua c'è il pollo con patate. Oggi parmigiano, ma io che famo, Frangi? Allora, qui che dice? Ciao Lello, via Callano siamo stati presi sempre come pazzi, esagerati, prendere adesso a tutti i parlettani, bisogna capire, così restare in quarantena, isolati da tutti. Noi qui in via Callano siamo chiusi in casa
Ah, questa sì, Daniela, questo è vero. Purtroppo, Daniela, è una cosa che avete ragione. E ora vedete, lo stanno provando tutta la città, stare isolati, è bruttissimo. Daniela è una delle tante persone che abitano in via Callano, che purtroppo da quando il problema del passaggio di velo di via Andria sono stati bloccati letteralmente, nettamente per tanti mesi, perché per andare il fatto che c'è la ferrovia, che non possono attraversare, che non c'è nessun sottopassaggio oppure sopravassaggio, devono fare 5 km ad andare, 5 km a venire, e non è giusto. Dice Agostino, ancora un po' di pazienza e finisce tutto. Speriamo, amici, speriamo. Agostino, la speranza è quella, però la vedo dura, perché qui ogni tanto ci danno da un mese all'altro, ogni 15 giorni ci sono nuovi provvedimenti, ed è così. Poi ci sono anche i sciacallaggi, i sciacalli che fanno sempre una cosa, veramente io lo sto pubblicando sempre, perché è veramente, lo sto facendo ascoltare sempre, perché è veramente vergognoso. Dove sta? Ecco qua, vi faccio ascoltare, sentite. Però è una cosa concreta, cioè che ci sono persone che pensano di poter cogliere l'occasione. Allora, questo è un fatto, ripeto, se vogliamo piccolo, però significativo, e anche un po' di orgoglio patriottico c'è dentro, perché a un certo punto una persona che doveva acquistare un immobile qui in Italia scrive un'email al proprietario dell'immobile, anzi all'agenzia, dicendo: io verrò a vedere questo immobile per il quale eravamo in trattativa, ma voglio uno sconto del 55%. Ascoltiamo di prodotta questa email e la risposta fantastica che ha dato l'agente immobiliare italiano. Leoni e cani, abbiamo chiamato così. Dato che le persone in Italia stanno andando in bancarotta a causa del virus, se siete disponibili ad offrirci una riduzione del prezzo del 55%, verremo a vederlo non appena terminato il pericolo. La ringrazio per il suo interesse. Tuttavia non prevediamo la possibilità di offrire una riduzione del prezzo del 55% come da lei desiderato. Vede, il nostro paese si è sempre rialzato dalle prove peggiori a cui la storia lo ha sottoposto. Ci rialzeremo anche questa volta. Fra le altre cose, deteniamo oltre il 70% del patrimonio storico, artistico e culturale globale. Nel Mediterraneo, inoltre, sono fiorite le maggiori civiltà dell'antichità, civiltà che hanno condiviso cultura, progresso e conoscenza. Credo che anche lei si trovi nella sua abitazione, così avrà sicuramente il tempo di tradurre questa mail. Quindi le scrivo in italiano e la invito a tradurre anche questo antico detto. Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani. Mamma mia, sulla morte dei leoni festeggiano i cani, ma i cani rimangono cani, i leoni restano leoni. Dice Mara D'Amato, dice io l'ho preso come te, cioè spero finisca presto, ma credo che l'estate non la vedremo, e se non dalla finestra. Vabbè, ma purtroppo è così, qua, anche se la vedremo, non la vedremo più, ragazzi. Io non voglio mettervi nel panico, non voglio essere pessimista, io sono realistico. Io dalla mia ignorantità, dal mio pensiero, è che qua è lunga veramente, e non tornerà più come prima. Non torneranno più le feste, non torneranno più gli assembramenti, perché ora, almeno, anche se finisce il mese prossimo, con la paura perché in Cina, non so se avete saputo, è tornato, è andato via ed è tornato. Ecco perché secondo me stiamo attraversando un periodo
storico per tutti noi, che rimarremo, lo rimarremo sempre impresso e racconteremo, chi lo può raccontare, i nipoti, perché questa è storia, questa diventa storia, questa qua la studieranno come hanno studiato la peste, come hanno studiato le guerre mondiali. Questa è una guerra che veramente resterà indelebile, cioè sono delle date purtroppo che verranno ricordate con tanti defunti che hanno perso la vita, e ce ne sono tanti che hanno perso la vita purtroppo in Italia, specie in Lombardia, nel Bergamasco, nel Bresciano, nel Veneto. Questa gente io vi faccio un eterno riposo e dono a loro, Signore, splendi adesso la luce perpetua, riposi in pace, amen, perché è bruttissimo, veramente bruttissimo non salutare più, perché le ultime persone che hanno visto sono quando sono andate a prendere con l'ambulanza. Chi è morto non ha visto nessun caro, nessun fratello, è una storia maledetta, sì, è una storia maledetta. Purtroppo ci troviamo in questa epoca, dobbiamo reagire e cercare di far sì che come dire, allietare, cioè, distraendoci, avere più, che dire, un po' più di umore in più, perché l'umore è a terra, perché qui veramente si è iniziato a parlare, a cantare sui balconi, che ce la faremo, poi hanno cantato tutti i cantanti hanno cantato, e poi i cantanti sono andati via, e poi cantano in altri balconi, perché i cantanti non cantano più, perché poi Conte ci dà un decreto, poi dopo una settimana ci dà un altro decreto, e poi ci dà un altro decreto, cioè se voi vedete tutti i passaggi sono stati tantissimi, dal primo momento che nessuno ci credeva, perché nessuno credeva in questa, perché tanto è in Cina fino a quando arriva qua, ma si doveva preservare molto meglio di come l'hanno preservata. Hanno fatto schifo. Chi ha comandato la protezione civile, chi comanda in questi casi, non so gli organi di competenza, però l'hanno gestita male, però posso dire pure che non se l'aspettavano una cosa del genere, cioè nessuno si aspettava, chi di noi, onestamente, chi di noi si aspettava una cosa del genere? Penso che nessuno di noi si aspettava una cosa così brutta, una cosa così drastica e così tutto il mondo, cioè era impensabile una cosa del genere, era impensabile. E purtroppo questa è la verità. Allora bisogna farsi anche un mea culpa di chi ha tolto gli ospedali, ha fatto i tagli degli ospedali, ha fatto i tagli di ospedali e di infermieri, di medici. Cioè questi qua ora sono loro i nostri angeli che ci stanno veramente, stanno facendo quello che, a parte il lavoro, ma loro, dentro di loro, sono le persone che mettono anima e cuore, e invece di fare 6 ore ne fanno 7, 8, 9, 12, 13. Ed è una cosa brutta, veramente. Cioè io penso a tutta quella gente che stava in pensione, è tornata a suo malgrado, però ha dato la disponibilità di tornare a fare il medico, di tornare a fare l'infermiere. Tutti questi giovani che sono partiti dai posti che c'è, grazie a Dio non c'è ancora il pericolo come stanno altri posti, sono andati là, no? Loro spontanea volontà, e a questi io veramente questi sono i veri campioni, non Ronaldo, non Van Basten, perché sono campioni del calcio, ma i campioni sono questa gente, veramente campione, sono campioni in tutti i sensi, perché mettono a repentaglio la propria vita andare in quei posti, perché diciamolo pure, cari amici, qui hanno perso la vita tantissimi dottori e infermieri, e non è una cosa da sottovalutare, anzi a questa gente bisogna fargli delle statue,
perché vanno a mettere a repentaglio la propria vita. Questo è il discorso. Non è facile avere tutto in casa, tutte le cose belle, e poi trovarsi in questa pandemia che nessuno se l'aspettava, e si trova in tutti questi problemi che nascono giorno per giorno. Questa è la verità. Ragazzi, chi vuole partecipare come una telefonata, potete fare al WhatsApp, mi metto il numero, così mi potete chiamare, anche perché è giusto per stare insieme, ragazzi. Va bene che io non ho gli occhiali. Comunque 338 29 16 693, chi mi vuole chiamare mi può chiamare e possiamo anche parlarci. No, ma non è che sto sopra quello che veramente è brutto. Questa è una cosa atroce, come dice il nostro amico Raffaele Lello Pinto. Allora, il tempo vorrei farvi ascoltare. E l'amore. E allora amici, come va? Tutta la musica. E ci vuole questa canzone ora, vedete? Una bellissima canzone che da molto che non ascoltavo, e ve la voglio dedicare con tanta speranza, va bene? Allora, ecco qua. Eccola, ascoltatela bene. Anche quando ci buttiamo via, verrà più perdura per un amore. Ciao Daniela. Anche quando in casa è il posto più invivibile e piange non ne sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore, più forte dello scintille di questo mondo pazzo inutile, è più forte di una morte incomprensibile, di questa nostalgia che non ci lascia. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ci trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita. Quando te ne come los silencios y allora non les pone precio come un rumore insopportabile. Cuando te decides puedes levantarte y hasta cuando la esperanza sabes que se perderá. C'è una volta che questa morte sfida la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende e chi le vende la dilai. Quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà con sé.
non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Che dentro le prigioni della nostra ipocrisia, anche È vero, Nello, assieme alla gente che hai ragione. c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai, è la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. La forza della vita. Si sente, per favore, la musica si sente? Si vede l'immagine? Per favore, me lo dite? Amore mio, prima o poi, la forza della vita ti trascinerà. Grazie Nicola, grazie Nello. Quanta vita. Che bella sta canzone. Ma proprio lei, amore. Grazie, ciao, grazie, ciao. Lei. Ciao Irene, buongiorno amore. Ciao, grazie Francesco. Vedete che bel riccio di mare. Bellissimo. Oh, ma non ho messo io un po' di riccio, amore. Che bella sta canzone, mamma mia. Dov'è la nostra infanzia, il cielo del quartiere, la banda degli amici? Con questo vi saluto, con questo bellissimo riccio vi saluto e vi auguro un buon appetito a tutti quanti voi. Grazie per la vostra attenzione, vi voglio bene e forza. Ciao a tutti, buon appetito. E l'acqua fredda ed io sudato tutto.